Una movida estiva vivace sta contraddistinguendo la città di Dolo. Schiamazzi, rumori e vandalismi in pieno centro cittadino e coinvolti sono maggiormente i giovanissimi. Commercianti e residenti preoccupati chiedono l'intervento immediato del comune e sentiamo cosa ci dice il sindaco. Noi abbiamo già da qualche settimana un'attività di presidio sul territorio da parte della nostra polizia locale, ancora di più intensificata, affinché ci sia chiaramente, anche visivamente, un presidio che definisca tutte le informazioni possibili, ma anche rappresenti un deterrente da un lato con un valore appunto educativo. E poi da parte di tutti i sindaci la volontà anche di intervenire con l'estrema ratio. E se il comune sta intensificando i controlli da parte della polizia locale in coordinamento con i carabinieri, interviene anche il presidente di Confcommercio che chiede che le regole vengano rispettate. I giovani molto probabilmente non si rendono ben conto degli effetti che può avere l'abuso dell'alcol. Facendo sistema risolveremo il problema. Mi permetto di ricordare a riguardo che circa 6 mesi, un anno fa, Confcommercio Nazionale e l'Associazione Nazionale Magistrati hanno affrontato il tema e hanno stipulato un protocollo d'intesa che si chiama Bevi responsabilmente, che affronta in maniera intelligente questi problemi. Bisogna raggiungere un equilibrio senza introdurre ulteriori restrizioni, così ribadisce il presidente di Confcommercio, il quale insiste sull'importanza di informare giovani e famiglie e sensibilizzare le imprese circa i rischi e le responsabilità legate alla vendita di alcolici. Ribadiamo, va posta attenzione a tutti i diritti in gioco e uniti affrontando con coesione il problema, secondo noi si risolve, ma comunque non con nuove restrizioni, ci sono già le norme, basta applicarle.